navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Pelesset, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio a.C. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi. Ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'Acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigio di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. Con Adriatica qui in Salento vi porterò a vedere Stonehenge. È vero, Stonehenge non è in Salento, ma c'è una Stonehenge salentina. Preparatevi a partire per una bellissima avventura. I megaliti del Salento. Lo sapevate? Ora lo sapete. Pronti? Pronti a partire? Sulle rotte dei popoli del mare. Mentre Adriatica naviga lungo la costa salentina, in coperta c'è chi si dà alla vela e alla pesca. Chi mangia e chi invece in prua fa strani ragionamenti. Cosa ti senti? Ma come mi sento? Un salentino e quindi un greco, forse Enea, forse Ulisse, che giunge dal mare per insediarsi in questa terra. Forse uno di quelle antiche genti che portarono qui nel Salento la cultura megalitica. Eh sì, è Oreste, il tipo giusto per me in questa vacanza. È appassionato di menhir e oggi mi porterà a vederne alcuni in giro per il Salento. È mattina su Adriatica e stamattina Oreste ci porterà a vedere qui in Puglia, nella punta estrema della Puglia fra Santa Maria di Leuca e Otranto, un menhir fatto come quelli che ci sono a Göbekli Tepe in Turchia. Proprio recentemente sulle riviste di archeologia è uscita una notizia sconvolgente per noi appassionati di megalitismo. È stato scoperto il sito di Göbekli Tepe in Turchia, datato 10.000 anni. Era un tempio con colonne fatte a T, incise con sculture di animali. Allora, se ci sono dei menhir uguali, delle colonne uguali, in Turchia e qua, probabilmente un rapporto c'è. Abbiamo fatto una scoperta? Andiamo a vedere. Ci ho pensato tutta la notte e devo dire che esiste nel Salento qualcosa di simile, almeno a livello di forma e a livello di caratterizzazioni della parte superiore. Ma è fatto a T? Così? Guarda, è fatto a tau. A tau, come questi. Perfetto. Per cui allora l'andiamo a vedere. Andiamo, dai. Questo particolare menhir non è facile da trovare. Sembra sia vicino al paese di Castro, nell'agro di Diso. La campagna è bella, è anche un po' costruita qua e là, c'è qualche chiesa, ma il menhir dov'è? Alla fine, eccolo! Il menhir delle Vardare. Ma dai, quello! Sì, la forma è proprio quella. Ma dai, ma sai che è vero?
piccolo, è la stessa cosa di Göbekli Tepe. La similitudine è elevatissima, tanto nella forma quanto poi soprattutto in quello che troviamo nella parte superiore. La ovvero coppella. La coppella. Una coppella che appunto è una parte fondamentale del menhir, una parte spesso trascurata nell'interpretazione del menhir, ma forse è la chiave di lettura per comprendere veramente che cos'è questo monumento. E così cosa enigmatico. serviva? Oreste dice che serviva per le offerte. Quindi se eventualmente noi andiamo a collocare dei liquidi in questa parte, nella parte Scende alta, tutto. questi liquidi scendono. Cioè tutto scende, il menhir si bagna di olio, di brava, sangue olio. nel caso di altre cose, anche sacrifici umani. Anche di umani, ho capito bene. Tu pensi alla croce che cos'è? Se non all'inizio una colonna sulla quale venivano uccisi degli uomini. E le croci sono incise anche sul menhir, forse per un suo riuso sacrale in epoca cristiana. Perché è un simbolo pre-cristiano anche questo della croce. Il menhir viene chiamato croce. Nel dialetto salentino. Croce, davvero? Bisognerebbe scavare e vedere quanto questo menhir è stato inserito nella terra e soprattutto vedere che cosa c'è sotto al menhir, perché ci sono sempre delle grotte o delle sepolture. E poi ci sono delle incisioni che tu puoi interpretare. Sono delle microcoppelle, vedi? Microcoppelle. Coppelle come queste, coppelle molto piccole, e Sì? coppelle di dimensioni più significative. Come queste. E poi forse qualcosa di più complesso, una sequenza di coppelle. Ma poi un altro elemento caratteristico sono questi tagli in corrispondenza degli spigoli. E l'interpretazione di questi aspetti è fondamentale per poter capire che cos'erano veramente questi monumenti e che cosa rappresentavano per l'uomo salentino. E che cosa rappresentavano? Beh, rappresentavano dei catalizzatori di un'energia cosmica che dava fertilità al territorio e alla comunità. Ah, fertilità! Kar, questo famoso kar che ricorre in tutti i suffissi. Karma forse, vita, vitalità, qualche cosa che ha a che fare con il ridare vita. Quindi il menhir come qualche cosa che deve catalizzare l'energia e portarla sotto, nella grotta o nell'ipogeo o nella tomba che ci sta sotto. Ma qual è il megalitismo più noto? Quello del nord Europa, Karnak e Stonehenge. Mete turistiche conosciute e molto visitate. Ma dai, tua figlia è nata a Stonehenge. Ma Oreste dice che non c'è bisogno di andare a Stonehenge. Anche qui abbiamo un dolmen. Andiamolo a vedere. Siamo alla presenza di un dolmen. Allora, è l'occasione buona perché tu spieghi a tutti noi, Gruppo Vacanza Adriatica, che cos'è un dolmen e che cosa ci dobbiamo aspettare. Mi aspetto da parte vostra tanta meraviglia nel vederlo, Eh. perché è una struttura realizzata con dei masti veramente enormi e quindi chiunque si trova davanti a un dolmen si chiede come è stato possibile che gente tanto antiche siano riuscite a realizzare una struttura simile. Bisogna anche dire che men è la parola che ricorre, che vuol dire pietra, e dolmen vuol dire pietra stesa, quindi in questo caso ci dovremo aspettare una tavola, mentre invece menhir vuol dire pietra alta. Il dolmen salentino è sorprendente. La pietra è locale ed è stata posta tramite una piattaforma di terra sulla quale fare scorrere la pietra fino a metterla sopra le altre. Che cosa poteva servire a questo punto? Che cosa ci facevano? Allora, di fronte a questa struttura le domande nascono spontanee. È una tavola. Di solito la tavola è legata a un qualcosa che si fa al di sopra. Tenendo conto che si tratta certamente di un qualcosa di rituale, allora viene da pensare ad un uso di ara, cioè come altare. Osservando con attenzione ci si può accertare anche dell'antichità del manufatto. Qui sono due blocchi di roccia, quella superiore e quella inferiore che appartiene al pilastro sottostante. Questo è un punto di percolazione dell'acqua e l'acqua ha avuto tanto tempo da depositare dei sali che hanno creato una congiunzione totale tra le due rocce. Quindi questo ci dice che questo è qui da molto tempo. Da molto tempo. Ci sono delle coppelle, cioè delle cose che canalette, contengono delle canalette e ma soprattutto un grosso foro circolare. un grosso foro circolare. Passante. Entriamo dentro e vi faccio vedere il foro. C'è il foro, è vero, c'è un foro che comunicava da qui. Entrava acqua con le piogge ed entrava luce ogni giorno con il sole. Perché fare entrare in questa struttura questa luce? Luce e acqua creano un contatto tra questa dimensione legata alla terra, legata alla Dea Madre e il cielo. E perché questo? Perché si vuole realizzare qualcosa qua dentro, qualcosa di magico, qualcosa di propiziatorio.
Da questo foro potevano entrare liquidi che venivano versati proprio come doni, poteva entrare la pioggia, ma fondamentalmente sappiamo sicuramente che entrava il sole e entra ancora il sole al solstizio d'estate, illuminando la pietra che troviamo di fronte. È un orologio solare. La campagna salentina è piena di menhir. Oreste ne trova ovunque, li conosce tutti, quelli sparsi nella periferia come quelli nelle proprietà private. Praticamente è un piccolo podere, no? E il menhir, così, questo oggetto così fallico, perché è fallico. Beh, indubbiamente la forma. Quando sei sotto veramente è fallico e proprio quest'idea di poter attraverso questo fallo di pietra penetrare la madre terra e fecondarla. Sì, sì. Erano molto chiari. Ed è come la scimmia di 2001 Odissea nello spazio. Toccando il menhir c'è una scintilla illuminante che viene dal cielo e penetra la terra. E l'uomo che è in mezzo ne viene colpito e scatta l'intelligenza umana. Ci sono anche dei menhir che ancora oggi si trovano ai crocicchi delle strade, come il menhir di Costantinopoli, che è allineato con altri due alla distanza esatta ed emblematica di 555 metri. L'allineamento si forma almeno con 3 punti. Certo. Menhir di Costantinopoli, menhir di San Vincenzo, 555 metri, proseguendo sulla stessa direzione, in direzione circa nord-ovest, a 550 metri, un altro menhir. Ma dai. Il menhir che andiamo a vedere, il menhir Vicinanze 2. Quindi erano bravi a calcolare No, le addirittura- distanze, ad allineare in questo caso, che non è proprio mica facile, e a vedere, a studiare il cielo, e quindi e a spostare tutte queste pietre, che non è poi una cosa da poco. Quindi avevano un'abilità veramente incredibile. Sì, è un'abilità che in gran parte è ancora nascosta. È un classico che all'incrocio di strade ci siano delle croci, no? Delle croci. E infatti noi qui abbiamo un menhir E una croce. Una croce. E questo cosa ci dice? Che queste non erano croci cristiane. Quindi l'uomo del posto percepisce il paganesimo insito all'interno di queste strutture. Se fossero croci non avrebbero apposto un'altra croce lì, a distanza di 2 metri. Ma cosa notiamo ancora? La sopravvivenza del menhir, cioè il menhir non è stato abbattuto. Certo, anche in epoca cristiana si è preferito mettere la croce accanto al menhir, ma non abbatterlo. Per fortuna il rispetto e la superstizione li hanno salvaguardati. È quasi sera, ma Oreste non demorde. Ce ne mostra un altro, completo, con la roccia e la grotta sottostante. E qui sotto il menhir c'è una grotta. C'è una grotta che in epoche successive è stata dipinta rappresentando un ragno, una tela di ragno, quindi una taranta, San Paolo, che è il protettore appunto dei tarantati, e tutta una serie di altri santi forse qui attorno. E c'è la scala che sale verso il menhir. Questa scala deve essere antichissima, deve essere collegata al menhir. Certamente, certamente. Qui troviamo il simbolo della Taranta, cioè il megalitismo, che possiamo dire è l'anima della cultura antica di questo territorio del Salento, e il tarantismo, quella che viene considerata appunto la rappresentazione dello spirito della donna salentina, della Dea Madre rappresentata dalla donna, tutto all'interno di questo sito, da cui si accede con una scala, e il menhir è scala tra il cielo e la terra per la discesa del dio Sole sulla terra per fecondarla, e l'utero è la grotta che qui noi troviamo. E a suggellare questa unione, proprio qui davanti, vedo per la prima volta nella mia vita Il raggio verde che si vede una volta nella vita praticamente, è una potenza incredibile, è un momento nel quale appunto il sole tramonta e il raggio si irradia proprio verso il cielo, e siamo qui davanti al menhir. bello! Questo è un bel finale col raggio verde. Ma dov'è Oreste? No, ne ha trovato un altro. Questo è il menhir Vicinanze 1. Si tratta di un menhir veramente interessante. Basta menhir, basta, finito, basta menhir. Però mi è venuta in mente una cosa,
Così come in Polinesia, per non far spostare i ticchi, hanno inventato un tabù, per cui assolutamente se sposti un ticchi la maledizione cade su di te, bisognerebbe fare la stessa cosa con i menhir del Salento. Non spostarli e non rubarli, perché? Non spostarli, non rubarli, non metterli in casa, non tirarli via con le ruspe, perché altrimenti il tabù viene infranto e allora vedi te. Pronto? Senti, Hai visto? È la Stonehenge del Salento. basta sassi però. Io te l'avevo detto che megalitismo può provocare il meteorismo. Battuta. No, comunque di sassi hai riempito Adriatica. La prossima volta dove vai? Adesso andremo a Galatina. Galatina per indagare sul grande mistero della Taranta. Ma tu quando vieni? No, la Taranta mi piacerebbe, è dinamica, è ballo, tradizioni, tutto quello che vuoi. No, sì, no, ma guarda, io mi sto organizzando per partire, giuro che ti raggiungo. Sì, allora ti aspetto. Va bene, aspettami che arrivo. Sì, perché se continuate a vedere i popoli del mare, state sulla nostra rotta e vedrete quante cose scoprirete. Ciao!